Fermiamo, vi lascio l'intervista esclusiva che il nostro direttore ha fatto al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, tra l'altro ex ministro dell'Agricoltura. I temi all'ordine di questa intervista ovviamente in primo luogo la gestione che il Veneto intende dare all'emergenza immigrati dopo il vertice di ieri, quando proprio le dichiarazioni di Zaia erano sembrate una voce fuori dal coro rispetto alla presa di posizione del ministro. Sentiamo. Luca Zaia, grazie di essere venuto a Rai News. Grazie a lei. Vorrei sapere, il Veneto accoglierà una parte di questi migranti che sono arrivati a Lampedusa? Beh, il Veneto condivide la strategia del governo e quindi è a fianco al ministro Maroni. E noi ospitiamo assolutamente i profughi libici, coloro che chiedono asilo politico, no ai clandestini. Questa è l'unica distinzione che facciamo, quindi assoluta ospitalità a chi scappa veramente dalla guerra. Però mi faccia capire, perché quelli che sono a Lampedusa con ogni evidenza sono tunisini, non sono libici, allora quelli no? Ma è intelligente la sua osservazione, sono dei tunisini, sono effettivamente, obiettivamente dei clandestini secondo la nostra legge vigente, ma soprattutto diciamo che in Tunisia si è ripristinata la vita di ogni giorno e le imprese, glielo posso garantire da Veneto perché abbiamo molti veneti che hanno imprese lì, hanno ripreso a lavorare. Quindi potrebbero tornare in Tunisia, quindi quale sarebbe il suo consiglio, di rimandarli in Tunisia? Ma direi proprio di sì, visto e considerato che anche il ministro Maroni sta lavorando con il governo tunisino per cercare di capire e trovare una soluzione in tal senso. Senta Zaia, ma non trova che ci sia una certa ambiguità nella posizione del governo? Perché io sinceramente avevo capito che si trattava di smaltire quegli immigrati e non i libici che forse potrebbero arrivare. Ma guardi, se tra quegli immigrati ci sono dei rifugiati politici, per esserlo bisogna avere dei requisiti ben chiari e quindi tu scappi da guerra, scappi da persecuzioni. Dal Corno d'Africa poi. Esatto. Avranno delle soluzioni in tal senso. Se invece sono dei semplici clandestini che se ne scappano dalla Tunisia, approfittano di questo momento di subbuglio per imbarcarsi e investire 2.000-2.500 euro a testa per essere traghettati dalla Tunisia alla Sicilia, direi che quelli sono clandestini. Senta, il governo, la Lega ha posto le sue condizioni, c'è il dibattito in Parlamento, ma in sostanza sulla guerra, dice il Presidente Napolitano, non è la guerra, è l'adesione a una missione dell'ONU in Libia, ma si spara, la Lega che cosa dice? Ma la Lega è stato giusto elemento di controllo e anche di contrapposizione all'inizio. Abbiamo visto con chiarezza che noi ad esempio abbiamo sostenuto e condiviso ad esempio la posizione della Germania. E queste sono partite ovviamente difficoltose. Questo non vuol dire che il governo abbia delle difficoltà di numeri, perché basterebbe ricordare la partita del Kosovo e i numeri di Prodi in quell'occasione nella missione che si fece in Kosovo. La verità è che quando si fanno le alleanze non è che si decide anche che guerre fare o che missioni fare. Ma nel futuro lei come vede la situazione della Libia? Difendiamo gli interessi nazionali e quindi riattiviamo il dialogo con Gheddafi? Oppure riteniamo che la questione dei diritti civili, la caduta dei dittatori sia prioritaria anche rispetto all'interesse immediato? Guardi, io non mi occupo di queste cose, però le posso dire la mia personale idea. Io penso che oggi noi siamo sicuramente chiamati ad identificare un exit strategy. Non sarà facile perché poi qui c'è un tema strategico non di poco conto. Avere, che so, una sospensione delle attività e trattare con Gheddafi, capire se Gheddafi vuol trattare o andare fino in fondo, il fatto che lì comunque un processo di democratizzazione coinvolge 98 tribù, per cui non sarà neanche facile avviare questo processo verso la democrazia assoluta. Ma un pasticcio un po' è stata questa vicenda, prima l'amicizia, poi altri alleati, la partecipazione, il ministro La Russa che dice partecipiamo, Berlusconi che tira il freno o no? No, guardi, io da ministro ho condiviso appieno il trattato di amicizia, si trattava di bloccare i flussi migratori che partivano comunque dalle coste della Libia, i risultati si sono visti, a Lampedusa abbiamo ridonato quella vocazione turistica eccezionale e magnifica che quell'isola ha. La verità è che poi con il precipitare della situazione è saltato il trattato di amicizia, è saltato tutto. Zaia, il Veneto, una grande regione d'Italia, l'alluvione è stata molto dura, e lei che cosa ci può dire? Che cosa avete fatto? Com'è lo stato dell'opera? Le rispondo, mi permette di ringraziarla per quello che ha fatto innanzitutto per noi veneti e per l'alluvione del Veneto. Solo il nostro dovere. Ma è TV servizio, guardi, molti si erano dimenticati del fatto che i veneti per 8 giorni hanno avuto 2,5 metri di acqua nelle loro città.
550.000 persone comunque sono qui a ringraziarla perché sono i nostri alluvionati. Si è fatto molto, abbiamo distribuito dopo 47 giorni i primi acconti per i danni a imprese e famiglie, stiamo investendo e prova ne sia che dei 300 milioni che ci ha dato il governo, questi 300 milioni si trasformeranno adesso in primavera, in aprile, direttamente in 100 cantieri pronti per cercare di mettere in sicurezza quel territorio che la Repubblica Veneta ci ha dato, che ha tutti i fiumi pensili con gli argini, quindi tutti i fiumi con l'acqua al di sopra del piano delle campagne. E per prevenire la prossima volta, cioè assetto idrogeologico, c'è un problema del Po molto grande, si batterà con il governo perché non prevalga la linea dell'emergenza? Guardi, io mi sto già battendo, sto già dialogando sto dialogando con il governo, con i ministri interessati, con il Presidente del Consiglio, affinché si possa avere una risposta rispetto alla nostra richiesta, che sono 2,5 miliardi di euro, che forse qualcuno ha definito il libro dei sogni, però in effetti è la messa in sicurezza di un territorio come il Veneto, che è una locomotiva per questo Paese, perché se le nostre imprese vanno sotto acqua non si produce PIL e non si producono tasse. Senta Zaia, altre due domande da persona che è troppo inchiodata a Roma e quindi purtroppo non riesce a viaggiare come viaggiava un tempo e a vedere con i propri occhi. La mafia al nord, se ne parla molto per Milano, e in Veneto come stanno le cose? Ma guardi, la verità è che dove ci sono risorse, dove ci sono attività, è ovvio che anche i delinquenti arrivano. Noi abbiamo delle denunce della Banca d'Italia che ci dice che ci sono almeno 400 denunce di infiltrazioni particolari nei capitali societari, non sono inquadrate come attività mafiose. E abbiamo alcune inchieste in corso, la verità è che è da considerarsi fisiologico questo, ma proprio per questo motivo vanno combattute. Il fisiologico è definire che qualcuno guarda sempre con attenzione le nostre attività, ma noi ci stiamo veramente impegnando affinché comunque non ci sia nessuno che chiede il pizzo piuttosto che entri nei capitali delle nostre società. Servizi sociali a che punto siamo? Perché il Veneto ha avuto uno straordinario sviluppo legato alla piccola industria e talvolta anche al sommerso. Come si fa a trasformare questo in uno Stato che funziona bene, in una società che dialoga con lo Stato? Beh, innanzitutto ringraziando il volontariato, una persona ogni 5 in Veneto fa il volontario e il 60% dei nostri ragazzi in età scolastica dichiara di essere disponibili a fare volontariato se qualcuno li intercetta. E questo è il sistema che funziona in Veneto. E poi avere investito su tutto quello che sono le raffinatezze del sociale, che non sono solo dare i servizi minimi essenziali, ma sono anche rispondere con più attenzione a esigenze particolari, magari delle nicchie di coloro che comunque rappresentano delle nicchie di patologie che nessuno segue. Senta, l'ultima cosa, ma lei ha ricordato questa grande tradizione di volontariato che c'è in Veneto. Tra l'altro sì. Molte di queste genti vanno in Africa. Non trova fra i suoi elettori, e sono tanti, così un po' di come dire, delusione quando la Lega, per quota parte anche lei, prende delle posizioni molto dure nei confronti di chi cerca di venire in Italia, magari per andare in Francia, per togliersi da insomma, dell'immigrazione? Ma mi lasci dire con una battuta, per andare in Francia è tutto da dimostrare, visto considerato che i francesi sono diventati cattivi. E la verità è un'altra, la verità è che i veneti sanno benissimo che ci sono più veneti fuori dal Veneto che in Veneto. Noi abbiamo conosciuto 2 grandi ondate migratorie e non siamo mai andati a riempire le patrie galere, ma siamo andati a portare la nostra cultura, la nostra civiltà. Quindi diciamo spazio a chi viene qui per lavorare e comportarsi bene, porte chiuse per chi viene a fare il delinquente. Grazie Zaia. Grazie a lei.